Ave Maria, Dei cori angelici, sei l'armonia. Ave Maria, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno giovedì 17 luglio, Sant'Alessio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il solo dettagli differenti della vicenda umana di Alessio. Venerdì alle 20:30 su Telepace si apre il sipario a cura di Gianfranco Tommasi. Opera lirica, prosa e danza a Verona.
O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Signore misericordioso, nell'ora in cui hai dato la vita per ogni uomo, mi trovo sotto la croce e grido con dolore: l'amore non è amato. Desidero ringraziarti perché mi hai amato fino alla fine. Voglio chiederti scusa e perdono per l'ingratitudine, la mancanza di fede e di fiducia nella tua misericordia, per la freddezza e l'indifferenza del mondo di oggi. Supplico con le parole di Santa Faustina: o ferita della misericordia, cuore di Gesù, nascondimi nella tua profondità come una minuscola goccia del tuo proprio sangue e non farmi uscire di lì per l'eternità. Rinchiudimi nelle tue profondità e tu stesso insegnami ad amarti. O amore eterno, plasma la mia anima in modo che sia capace di corrispondere al tuo amore. O amore vivo, rendimi idoneo ad amarti eternamente, perché voglio corrispondere al tuo amore per tutta l'eternità. So e credo che tu puoi tutto. Nelle profondità della tua misericordia immergo tutta la Chiesa, la patria, il mondo, chiedendo che conosca il tuo amore infinito e si rivolga a te con fiducia. Signore, accendi la luce della fede e della speranza nelle anime delle persone che dubitano, che non credono e non praticano, e dei peccatori, affinché tutti approfittino del tempo della misericordia e non periscano per i secoli. Accendi il fuoco dell'amore nei cuori fedeli, soprattutto nei sacerdoti e le persone consacrate, affinché siano segno e immagine del tuo amore misericordioso che agisce nel mondo. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nella tua misericordia è la mia speranza. Nella tua misericordia è la mia speranza. Nella
misericordia è la mia speranza. Nella tua misericordia è la mia speranza. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria,
Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ecco, Gesù promette il suo ristoro, il refrigerio del cuore, il nutrimento dell'anima a coloro che si rivolgono a Lui, coloro che spiritualmente vanno da Lui, lo frequentano, possiamo dire, lo frequentano nella messa, lo frequentano nell'adorazione eucaristica, nella preghiera, nell'ascolto della Sua parola, in una vita di carità. Chi ha questa relazione con Lui riceve il suo ristoro, il suo nutrimento. Ecco, la grande novità della vita cristiana non è un aggravamento della propria condizione, un farsi carico di pesi, di prescrizioni onerose, ma la vita cristiana è un alleggerimento dei pesi. Gesù parla di un giogo e di un carico che è soave, leggero. Ecco, Gesù è venuto come il Cireneo a portare i nostri pesi, a farsi carico della nostra croce, a darci il suo nutrimento, il suo amore, a dirci: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quante guerre, alle volte anche nelle nostre relazioni personali, che ci tolgono energie, guerre inutili, tenere conti in sospeso è fortemente sfibrante. E invece Gesù ci dice: siate miti, non siate sul piede di guerra, non perdonate, ecco, sottraetevi al potere di chi vuole veramente tenervi sotto questo giogo del risentimento, del rancore. E il perdono è quello che veramente spezza questo legame del giogo. E siate anche umili. Ecco, non siate e non pretendete da voi più di quanto potete fare volendo rispondere a delle aspettative sociali o degli altri. La via che Gesù propone è quella dell'umiltà, è una consapevolezza, una percezione sana, realistica di se stessi, non dovendo appunto raggiungere chissà quali performance, quali standard. Questa è la via che Gesù ci promette, che ci dà ristoro, ci dà nutrimento, ci dà pace. Ecco, quindi oggi l'invito è a percorrerla, a rivolgerci a Lui, ad attingere a quelle sorgenti, i sacramenti, la parola, che veramente rinnovano in noi le energie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 17 luglio. San Colman, un irlandese che pellegrinando è arrivato a Vienna. Là è stato ritenuto una spia e perciò appeso a un albero. Santi Giusto e Rufina, martiri a Siviglia, in Spagna. Beate Paolo Gojdic, vescovo in Slovacchia. È morto martire dopo molte sofferenze subite in carcere con infinite torture. Beato Sebastiano dello Spirito Santo, un laico mercedario. La sua preghiera era accompagnata da miracoli. È morto a Lima, in Perù, nel 1721. Ricordiamo i martiri scillitani, 7 uomini e 5 donne decapitati a Cartagine. Essi stessi si sono preparati in ginocchio per la loro decapitazione. Santa Edvige, regina, che ha cercato di evangelizzare il suo popolo in Polonia e in Lituania. Sant'Ennodio, vescovo a Pavia. Il Papa lo ha mandato un paio di volte a Costantinopoli per ricomporre uno scisma. È morto nel 521. Continuiamo a leggere dall'Antico Testamento. Oggi vediamo Mosè che è ancora lì davanti al roveto ardente. Dio lo vuol mandare, lui cerca le scuse. E allora dice almeno dimmi qual è il tuo nome perché io quando arrivo dagli Israeliti in Egitto possa dire il tale mi ha mandato a voi, devo conoscere il tuo nome. Ma il nome di Dio che cos'è? Il nome di Dio non è una parola pronunciabile dall'uomo. Il nome di Dio è una testimonianza. E allora Dio gli dice così: io sono colui che sono, questo è il mio nome. Oppure io sarò quello che sarò. Oppure io sono colui che c'è. Se tu ti fidi di me, allora dalla tua vita si vede chi sono io, così come con Abramo, Isacco e Giacobbe. Sarai tu, con la tua obbedienza, una testimonianza del mio essere, del mio amore, dell'amore che io ho per il popolo. Possiamo dire che è la stessa cosa che cerca di fare Gesù con noi, quando ci dice: prendete il mio giogo su di voi, che significa ubbiditemi, collaborate con me, vivete la mia stessa obbedienza al Padre. Il giogo tiene uniti 2 animali perché camminino insieme, tirino lo stesso carro, vadano al passo l'uno con l'altro, uno non supera l'altro e non resta indietro. Il giogo serve per tenere uniti del tutto i 2 animali nel loro lavoro. Prendete il mio giogo, significa cammina al mio passo. Compi il mio lavoro, non far nulla di più ma nemmeno nulla di meno di quello che faccio io. Vivi la stessa obbedienza al Padre che vivo io e allora sarai testimone. Sarai testimone. La tua vita porterà frutto, lo stesso frutto della mia vita. E allora imparerai da me. Imparerai l'umiltà, a non essere tu protagonista, ma essere sempre colui
che sta al fianco, che cammina insieme, che si lascia condurre. Imparate da me, sono mite e umile, prendi il mio giogo, vivi come vivo io e farai conoscere il vero volto di Dio. Ti benedico, che la tua vita sia una ricca testimonianza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Amiche, amici di Telepace, un caro saluto, un ben ritrovate e ritrovati ancora una volta all'appuntamento con Missione Mondo, la rubrica missionaria della nostra emittente Teleradio Pace. Continuiamo il percorso che abbiamo cominciato conoscendo un po' le suore Giannelline sparse, diciamo così, nel mondo. Siamo partiti con l'Uruguay, poi siamo andati in Congo, in Africa e oggi andiamo in Asia, andiamo a conoscere la realtà dell'India e siamo collegati con Suor Tina, che ringraziamo e che salutiamo. E ci racconterà un po' della sua esperienza e le chiediamo innanzitutto di presentarsi, di farci conoscere un po' più lei, la sua vita, il posto dove è nata e anche magari come ha conosciuto il carisma delle suore Giannelline. Sono molto felice di condividere questo momento, grazie a voi, con grande gioia e desiderio di condividere la bellezza della mia vocazione, un dono prezioso che Dio ha messo nel mio cuore in modo improvvisto. Sono nata in Kerala, per ora adesso lavoro come madre maestra dell'apostolante in Madhya Pradesh. Nel 2001, dopo il catechismo, ho incontrato una sorella giannelliana che vedendomi mi sorrise e mi disse con semplicità: hai la vocazione, vieni. Senza alcun dubbio risposi subito con entusiasmo sì. Non sapevo nulla della congregazione, ma qualcosa dentro di me mi spingeva a pronunciare col sì con tutto il cuore. Era il 2001 quando sono entrata per la prima volta nella casa della nostra suora in India, nel Madhya Pradesh. Lì respirai profondamente lo spirito missionario delle suore Giannelline, il loro amore per i poveri, il servizio generoso, la loro forza interiore. Ogni gesto parlava della presenza viva di Dio. Quel spirito era il riflesso dell'insegnamento del nostro fondatore Sant'Antonio Maria Giannelli, un uomo infiammato d'amore per Dio e per i fratelli più bisognosi. La sua vita fu una continua offerta di sé, un cammino di carità instancabile. Egli ci insegna non basta salvare se stessi, bisogna farsi santi per santificare gli altri. Il suo ardore missionario è per me fonte di speranza e di coraggio. Grazie al suo esempio ho compreso
che la mia vocazione è un dono prezioso, una chiamata a servire con gioia e dedizione. Dopo i miei voti perpetui sono andata in Italia. Fu un'emozione profonda trovarmi nei luoghi dove il nostro fondatore aveva visto, camminato e compiuto tante opere di bene per il popolo di Dio. Ogni volta che leggevo le sue lettere sentivo la forza del suo spirito ardente di un uomo che portava Dio ovunque, come Maria che portò Gesù a Elisabetta. Egli ci ricorda, facciamo il bene, facciamolo a tutti, facciamolo sempre. Queste parole risuonano nel mio cuore ogni giorno, ispirandomi a vivere con fedeltà il carisma geneliano. La vita del nostro fondatore è per me un profumo di santità, un richiamo costante a donarmi senza riserve. Sant'Antonio Maria Genelli è nato nel 1789 e il mio conosciuto dopo 212 anni, il 2001. È bello pensare che, nonostante siano passati più di 2 secoli, il suo spirito missionario e il suo esempio continuano a ispirarci oggi. Ringrazio Dio per il dono della mia vocazione, per avermi chiamata ad essere una suora genellina. Essere genellina è una grazia, una missione da parte avanti con amore, con la certezza che Dio guida ogni passo del nostro cammino. Io sono molto grata. Grazie suora, grazie mille per questa prima sua testimonianza. Intanto è bello capire, conoscere, tu sei nata in Kerala, sei venuta in Italia, hai visto i luoghi dove il Gianelli è nato, no? Dicevi, dove il Gianelli ha vissuto, Cerreta, quel posto così semplice, così povero, che per alcuni versi può essere paragonato anche a certi luoghi dell'India. Ci hai richiamato a questo fate il bene e fatelo bene. Noi ascoltiamo spesso nel Vangelo proprio questa espressione, magari l'abbiamo ascoltata anche qualche domenica fa, questa espressione di Gesù che dice fate del bene a coloro che magari vi trattano male, no? Fate belle le persone. E io sono convinto, suora, che lì dove voi vi trovate, in India, sì, riuscite a fare belle le persone. Ecco il vostro impegno, la scuola. Magari raccontaci un po', tu dicevi sono maestra, raccontaci un po' la vita nella vostra scuola, intanto dov'è la vostra scuola e poi magari ti chiedo anche le Gianelline in India, dove sono, in quanti luoghi e quante persone incontrate. Sì. I nostri istituti sono più di semplici scuole, sono luoghi di crescita umana e spirituale, dove insegniamo con amore come ci ha insegnato Genelli. Come lui diceva, l'educazione è un'opera di misericordia perché ci insegna, dona la pace della verità. Crediamo che l'istruzione sia la chiave per un futuro migliore, soprattutto per i bambini provenienti da famiglie povere. Per questo ci dedichiamo con passo, come noi gestiamo 4 scuole con insegnamento in inglese e hindi, offrendo una formazione di qualità anche nei luoghi più svantaggiati. Collaboriamo con altre 12 scuole, lavorando con diocesi e altre congregazioni per ampliare l'accesso all'educazione. È molto bello capire anche questa
collaborazione. E il verbo educare vuol dire tirar fuori, exducere, tirar fuori il meglio dalle persone. Per aiutarci a capire un po' di più, noi siamo occidentali, viviamo nella nostra cultura, cosa vuol dire tirare fuori il meglio da ragazzi e ragazze, bambini che vivono in India? Quali sono i doni della cultura indiana? Quali sono i doni della umanità indiana? Sì, l'India è una terra di straordinaria bellezza, cultura e spiritualità, ma anche un paese segnato da profonde disuguaglianze sociali ed economiche. Milioni di persone vivono ancora in condizioni di estrema povertà, prive di istruzione, assistenza sanitaria e opportunità per un futuro dignitoso. Le zone rurali e le periferie delle grandi città sono spesso dimenticate e le comunità più vulnerabili, tribali, donne, bambini e anziani soffrono le conseguenze di sistema che li lascia ai margini. In questo contesto la nostra missione genelliana è un segno di speranza e di amore concreto, seguendo lo spirito di Sant'Antonio Maria Genelli, che dedicò la sua vita ai più poveri con cuore ardente e instancabile. Così ci impegniamo a portare il Vangelo con la vita più che con le parole, attraverso il servizio, l'educazione, la salute e la promozione sociale. Molte delle persone che serviamo non sono cristiane, ma il nostro amore non conosce confini religiosi o sociali. Ci inseriamo nelle loro vite con rispetto e umanità, lavorando con loro per costruire un futuro migliore. Là dove non arriva nessuno, cerchiamo di arrivare noi con la grazia di Dio. Come anche la situazione socio-politico in India oggi è complessa e difficile e spesso il nostro lavoro incontra ostacoli, ma non ci lascia scoraggiare. Lo spirito di Genelli ci spinge ad andare avanti con coraggio, fedeltà e gioia, perché sappiamo che il nostro posto è accanto ai poveri, come la nostra fondatore ha toccato la sua vita la povertà. Come anche lui diceva, se lavoriamo per il Signore non dobbiamo temere né difficoltà né persecuzioni. Così continuiamo il nostro cammino con questa certezza nel cuore, affidando la nostra missione alla protezione di Nostra Signora dell'Orto e all'intercessione di Sant'Antonio Genelli. Grazie suora, grazie mille. E allora possiamo continuare un po' su quest'onda, no? Io quello che sento e ringrazio è che c'è davvero un forte riferimento al fondatore, Sant'Antonio Maria Genelli, un forte riferimento a quello che lui diceva alle sue suore, l'abbiamo ripetuto tanto nelle scorse trasmissioni, ma lo ripetiamo anche oggi perché Suor Tina ce lo sta testimoniando. Sant'Antonio Maria Genelli diceva alle sue suore: voi dovete andare là dove nessuno va. Voi dovete incontrare le povertà che nessuno vuole incontrare e è lì la nostra missione, per curare l'uomo, che è curare anche Dio in un certo senso, perché ogni uomo, ogni donna è immagine e somiglianza di Dio. Là dove c'è l'uomo, lì c'è anche Dio, no? E davvero allora Suor Tina ci sta aiutando tantissimo a capire che il centro è Gesù, che il centro è il Vangelo, che il centro è Dio, e
chi ci ha accompagnato con la sua vita di santità ci indica quel cammino lì, no? E allora ti faccio questa domanda, suora, come la parola di Dio, come il Vangelo incontra la vita delle persone in India. Gandhi aveva sempre con sé il Vangelo. Lui era di un'altra religione, però aveva sempre con sé il Vangelo, perché diceva che la vita di Gesù, no? È proprio la vita esemplare da poter seguire per chi chiede e desidera prendersi cura degli uomini. Come il Vangelo allora a Suortina incontra la vita e come le persone ascoltano e desiderano ascoltare la parola di Dio. Con questa domanda io volevo dire come abbiamo cominciato in India. La missione profetica di Sant'Antonio Maria Genelli è sempre distinta per la sua attenzione ai più poveri. La passione per l'educazione e il coraggio nel portare il Vangelo là dove c'era più bisogno. Il suo spirito missionario continua a vivere nelle suore genelline che non lo stesso ardore hanno portato la congregazione oltre i confini dell'Italia. L'espansione in India avvenuta nel contesto del 150° anniversario della fondazione della congregazione. È stata un passo profetico, mi credo, veramente. Ecco, è stato un momento significativo che ha segnato non solo una celebrazione della nostra storia, ma anche un passo profetico nell'apertura a nuove frontiere missionarie. Sotto la guida di Madre Generale Rosario Zanini, la decisione di avviare la missione in India ha incarnato lo zelo missionario e la visione profetica di Sant'Antonio Maria Genelli. Mi credo, anche noi sappiamo che un profeta è colui che sa leggere i segni dei tempi e risponde con audacia alle sfide del momento. Genelli, vissuto in un periodo di grandi difficoltà sociali e spirituali, ha saputo dare una risposta concreta fondando una congregazione dinamica e missionaria, capace di adattarsi alle necessità del popolo di Dio. La nostra congregazione si è radicata in India nel 1979, quando le prime suore indiane, dopo aver ricevuto la loro formazione in Italia, sono tornate 7 suore nel loro paese per dare inizio alla missione. Hanno portato con sé questo stesso spirito profetico. Abbiamo iniziato con 2 comunità nello stato del Madhya Pradesh, nelle diocesi di Indore e Khandwa. Il contesto indiano, caratterizzato da una grande ricchezza spirituale, ma anche, come io ho detto prima, da profonda disuguaglianza sociale, ha rappresentato una nuova sfida evangelica. Come Genelli nel suo tempo, anche le suore in India hanno saputo ascoltare il grido dei poveri e rispondere con opera di carità, educazione e pastorale. Il suo spirito di coraggio evangelico, servizio ai poveri e impegno nell'educazione e nella pastorale ha trovato una nuova espressione in India, una terra ricca di fede e di diversità culturale. Suora, grazie davvero. Tutto quello che ci stai dicendo, quello che ci stai raccontando, volevo farti una domanda che nasce un po' da quello che prima ci hai detto e perché non passi inosservato, lo abbiamo notato in una fotografia, no? Dove ci sono delle donne con il burqa
sicuramente, dove ci sono delle donne indù, dove ci sono delle donne che saranno cattoliche. Come dicevi, noi non facciamo differenze di religione, no? Noi tutti accogliamo. E allora ritorno anche, come nelle scorse trasmissioni, all'esempio grande che sono le suore di Ortas a Betlemme, che lavorano con tutti i bimbi, no? di famiglie musulmane. Sì. E com'è, Suor Tina, il dialogo, no? con le persone, con le altre religioni? Perché in questo momento storico nel mondo di dialogo c'è proprio tanto bisogno. Noi lavoriamo non solo con le cristiane, ma con l'altra religione, molti di Hindu e musulmani. Anche le nostre scuole studiano le bambini delle altre religioni, che le donne che lavoriamo con loro e altre religioni. Noi sempre nostra preoccupazione di andare diverso delle i poveri. Nel contesto dell'indiano noi abbiamo tante cose, noi facciamo gruppi di autoaiuto per le donne, possono diventare strumenti potenti di emancipazione e trasformazione sociali. E ispirati dallo spirito di Sant'Antonio Maria Gianelli, questi gruppi possono servire per sollevare le donne più svantaggiate, permettendo loro di difendere i propri diritti e raggiungere l'indipendenza economica anche con i bambini. Perché seguendo sempre lo spirito di Sant'Antonio Gianelli, con amore e dedizione ai più bisognosi, offrendo non solo istruzione ma anche cura, sostegno e speranza. Vogliamo che ogni bambino, specialmente il più povero e abbandonato, si senta accolto, amato e valorizzato affinché possa costruire un futuro degno e pieno di opportunità. Mi stavi richiamando in questo momento tutte quelle pagine del Vangelo nelle quali Gesù mette al centro i più piccoli, Gesù mette al centro i bambini. Quando, i bambini, si sa, nella cultura di Gesù del tempo erano scartati, finché non diventavano adulti erano nessuno. Eppure Gesù, tutto quello che gli uomini mettono al margine, lui lo mette al centro. Prese un bambino, postolo nel mezzo, e anche voi fate questo, suora, anche voi ce lo stavi raccontando e vi ringraziamo davvero per tutto quello che fate per i più piccoli, no? Perché anche i più poveri, come dicevi, possano sentire di avere una dignità e quando poi crescono possano dire grazie alle suore Gianelline, grazie all'intuizione di Sant'Antonio Maria Gianelli in ascolto di Dio, anche noi possiamo dire di aver imparato, anche noi possiamo dire di potercela cavare, perché poi lo studio, la scuola rendono profondamente liberi, perché rendono le persone capaci di essere indipendenti, ed è molto molto importante quello che ci raccontavi per la condizione della donna, questi gruppi di autoaiuto. Volevo farti una domanda, suora, proprio sul percorso formativo della scuola, perché magari non abbiamo parlato tanto. Tu hai detto che non è soltanto scuola, ma spiritualità, il bisogno di crescere, no? Come uomini e donne veri. Avete bambini piccoli, avete ragazzi, li indirizzate a una professione. Qual è il ciclo di studi lì dove sei tu? E magari anche nelle altre scuole che sono in India. Io lavoro come madre maestra, come suore alle giovani che vengono a diventare suore. Le altre suore che lavorano nella scuola, il loro servizio per dare una luce per i bambini dove sono inserisce.
Come io ho detto, la nostra fondatore ha detto l'educazione è un'opera di misericordia perché ci insegna donna la luce della verità. Dare importanza ai bambini più poveri. Anche un'altra parte, noi dando loro strumenti per futuro migliore come lezione di recupero. Studiano l'altra scuola dove non prendono educazione che loro si prende, ma dopo l'attività extracurricolari che li aiutano a sviluppare i loro talenti e rafforzare la fiducia in se stessi. Attraverso lo studio e il gioco vengono accompagnati in un percorso di crescita integrale affinché possano affrontare la vita con speranza e determinazione. Noi abbiamo le bambini da 5 a 18, da 1 a 12 classe, con la scuola maggiore, con la scuola media, Suora, anche superiore. Grazie mille. Ti ringraziamo e ti chiediamo di ringraziare un po' tutte le suore Giannelline, ma anche tutte le persone che vi aiutano. E come ho fatto con le suore dell'Uruguay e le suore del Congo, ti chiedo anche a te se vuoi fare un saluto alle suore Giannelline che sono in Italia, alle quali poi daremo questa trasmissione, alle suore Giannelline che sono sparse nel mondo. Sì. Carissime sorelle di Chiavari e tutte le sorelle Giannelline nel mondo, con grande gioia e gratitudine vi invio il mio saluto del cuore della nostra missione in India. Chiavari non è solo un luogo per noi, è il cuore della nostra famiglia religiosa, il luogo benedetto dove Sant'Antonio Gemelli ha ricevuto l'ispirazione per fondare la nostra congregazione. È da lì che il suo sogno d'amore per Dio e per i poveri è iniziato. Da lì continua a andare in tutto il mondo, fino a noi in India. Noi, sorelle Giannelline dell'India, portiamo nel cuore il vostro esempio di fede, sacrificio e dedizione. Grazie alla vostra testimonianza continuiamo a servire con amore i più bisognosi nell'educazione, nella sanità e nella missione pastorale. Siamo lontane ma vicine nello spirito, unite nella stessa chiamata e nello stesso carisma. Sant'Antonio Gemelli ci ha insegnato che la carità è fuoco che accende altri fuochi e oggi voglio ringraziarvi perché con la vostra vita continuate ad alimentare questa fiamma d'amore che illumina il mondo. Preghiamo ogni giorno per voi, chiedendo a Nostra Signora dell'Orto e Sant'Antonio Gemelli di custodirvi, proteggervi e riempire i vostri cuori della gioia del Vangelo. Grazie Sortina, grazie davvero per questa testimonianza piena di gioia e di Vangelo. E care amiche e cari amici che ci seguite sempre con tanta pazienza e tanto interesse, soprattutto credo che anche questa volta il nostro cuore davvero è colmo di gratitudine. Grazie allora alle suore, grazie a voi che ci seguite dandoci l'opportunità di continuare questo nostro servizio che avete visto è un servizio direttamente legato al Vangelo, alla parola di Dio, che raggiunge i nostri cuori e raggiunge anche gli estremi confini della terra. Un caro saluto a tutte, a tutti, arrivederci e a risentirci a presto.
voce di chi non ha voce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Misteri della luce. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Maria, Regina della pace, Prega per noi, prega per noi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria.
Nel secondo mistero, le nozze in Cana di Galilea. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero, l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. እናማሪኮ ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው።
ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero, la trasfigurazione sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In lingua idacha, Benin. Nke Maria kufori ofelo angwe gwa wure fe polobrian po asre fu Gesù e sonu Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nke Maria kufori ofelo angwe gwa wure fe polobrian po asre fu Gesù e sonu
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Inchien Maria, conforme a feu l'angue, guaure fe polobrian po, a salve fu Gesù e se noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero, l'istituzione dell'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Sempre Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Diciamo insieme la preghiera che si trova sul libretto a pagina 5. Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. E infine te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazaret, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria pura,
purissima, sei l'eletta del Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 17 luglio. San Colman, un irlandese che pellegrinando è arrivato a Vienna. Là è stato ritenuto una spia e perciò appeso a un albero. Santi Giusto e Rufina, martiri a Siviglia, in Spagna. Beate Paolo Gojdic, vescovo in Slovacchia. È morto martire dopo molte sofferenze subite in carcere con infinite torture. Beato Sebastiano dello Spirito Santo, un laico mercedario. La sua preghiera era accompagnata da miracoli. È morto a Lima, in Perù, nel 1721. Ricordiamo i martiri scillitani, 7 uomini e 5 donne decapitati a Cartagine. Essi stessi si sono preparati in ginocchio per la loro decapitazione. Santa Edvige, regina, che ha cercato di evangelizzare il suo popolo in Polonia e in Lituania. Sant'Ennodio, vescovo a Pavia. Il Papa lo ha mandato un paio di volte a Costantinopoli per ricomporre uno scisma. È morto nel 521. Continuiamo a leggere dall'Antico Testamento. Oggi vediamo Mosè che è ancora lì davanti al roveto ardente. Dio lo vuol mandare, lui cerca le scuse. E allora dice almeno dimmi qual è il tuo nome, perché io quando arrivo dagli Israeliti in Egitto possa dire il tale mi ha mandato a voi, devo conoscere il tuo nome. Ma il nome di Dio che cos'è? Il nome di Dio non è una parola pronunciabile dall'uomo. Il nome di Dio è
una testimonianza. E allora Dio gli dice così: io sono colui che sono, questo è il mio nome. Oppure io sarò quello che sarò. Oppure io sono colui che c'è. Se tu ti fidi di me, allora dalla tua vita si vede chi sono io. Così come con Abramo, Isacco e Giacobbe. Sarai tu, con la tua obbedienza, una testimonianza del mio essere, del mio amore, dell'amore che io ho per il popolo. Possiamo dire che è la stessa cosa che cerca di fare Gesù con noi, quando ci dice: prendete il mio giogo su di voi, che significa ubbiditemi, collaborate con me, vivete la mia stessa obbedienza al Padre. Il giogo tiene uniti due animali perché camminino insieme, tirino lo stesso carro, vadano al passo l'uno con l'altro, uno non supera l'altro e non resta indietro. Il giogo serve per tenere uniti del tutto i due animali nel loro lavoro. Prendete il mio giogo, significa cammina al mio passo, compi il mio lavoro, non far nulla di più ma nemmeno nulla di meno di quello che faccio io. Vivi la stessa obbedienza al Padre che vivo io, e allora sarai testimone. Sarai testimone. La tua vita porterà frutto, lo stesso frutto della mia vita. E allora imparerai da me, imparerai l'umiltà, a non essere tu protagonista, ma essere sempre colui che sta al fianco, che cammina insieme, che si lascia condurre. Imparate da me, sono mite e umile, prendi il mio giogo, vivi come vivo io e farai conoscere il vero volto di Dio. Ti benedico, che la tua vita sia una ricca testimonianza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Bentrovati amici di Telepace, di Radio Pace. Con oggi parte un nuovo ciclo, un ciclo che vuole essere il nostro grazie a chi in tutti questi anni ci ha dato una mano, ci ha aiutato sia spiritualmente che economicamente, e sono le radici di Telepace, i nostri benefattori. Da oggi quindi parte una serie di ricordi a cura del fondatore di Telepace, di Monsignor Guido Todeschini, ai vari personaggi che appunto hanno fatto la nostra storia. Oggi partiamo con padre Guglielmo Gattiani, da poco venerabile, un frate che davvero ha fatto molto per Radio Pace e per Telepace, e ce lo racconta proprio in questa chiacchierata il nostro fondatore, Don Guido, che abbiamo intervistato. Andiamo ad ascoltarlo insieme.
Inoltre ringrazio Monsignore Guido Todeschini, direttore di Telepace, che ha voluto anche oggi con la sua emittente seguire Padre Guglielmo, come Padre Guglielmo già in passato è stato molto vicino col consiglio, con la preghiera, con l'esortazione a questa emittente. Noi siamo molto legati a Padre Guglielmo da quel 1984, quando un pomeriggio è capitato qui, unitamente ad alcune persone che venivano dalla Romagna insieme con lui. Io quando ho visto, mi ricordo, col frate, con la barba, con quel saio rattoppato, sono rimasto, non è che abbia preso paura, sono rimasto lì senza parole e mi sono domandato: ma chi è questo? E una signora, non ricordo il cognome, però ricordo il nome, si chiamava Maria, dice: guardi, lo ascolti quello che dice, perché è un santuomo, ma guardi che lui non sa niente, lui non se ne intende di soldi, lui dire 1 miliardo e dire 1 milione, dire 10 centesimi è la stessa cosa, quindi non dia ascolto a quello che dice. Però si ricordi, è un santo uomo. E la Chiesa ha sottolineato proprio questo aspetto da poche settimane. E noi siamo molto felici, anzi siamo qui che aspettiamo che la Chiesa lo proclami beato e poi santo. Perché? Perché noi lo consideriamo un cofondatore insieme con San Giovanni Paolo II. Per Telepace egli è stata una luce, è stato un sole che ha illuminato, ha riscaldato, ed è bello questo ricordarlo, soprattutto in questi giorni, io direi, anche perché tutte le volte che noi siamo ricorsi a lui, noi abbiamo sempre ottenuto grazie particolari. Ecco, io potrei dire, gli sono stato vicino fino all'ultimo giorno della sua vita, perché anche la sua morte è stata molto misteriosa, è stata preannunciata in un certo senso, ma poi è avvenuta nel giro di pochi minuti. Anche la sua morte, che è stata pochi giorni prima dell'apertura della Porta Santa del grande Giubileo, anche quella è stata una lezione di vita per tutti. Ma Don Guido, raccontiamo meglio. È uno dei nostri benefattori, Padre Guglielmo. In che modo? Perché? Allora lui era partito con un'idea fissa, che però aveva cercato di esprimere in un cartello. Cioè lui aveva fatto stampare non posso neanche dire che siano dépliant, erano specie di manifesti, dove parlava, il titolo era Una TV mondiale. Vogliamo una TV mondiale. Sottotitolo: La TV del Papa. E allora lui si era interessato, tramite il Vescovo di Faenza, si era interessato anche presso il Vaticano, e qualcuno del Vaticano gli aveva detto: sentite, voi venite dalla Romagna, siete lì vicini a Verona. A Verona c'è una TV che allora lo stesso San Giovanni Paolo II chiamava la TV del Papa. Da quell'incontro, il primo incontro che lei ha fatto, in avanti si è creata questa relazione tra di voi, una relazione spirituale molto profonda, che ha fatto sì che Padre Guglielmo ha aiutato sia spiritualmente, inizialmente spiritualmente, ma poi fattivamente
la nostra Telepace. Allora io vorrei dire che padre Guglielmo, la prima volta che è venuto con quel gruppetto di persone, se ricordo bene, erano circa una decina. Lui è venuto con quel manifesto, ne ha lasciato alcuni, ma è venuto anche con una considerevole offerta. Si trattava di alcuni milioni di lire. E io sono rimasto, dico, questo frate, povero, con la veste rattoppata, e ho visto un segno della provvidenza di Dio. E da quel giorno addirittura padre Guglielmo si è reso non soltanto animatore, non soltanto promotore, ma si è reso anche, c'è un'espressione, una parola che dice qualcosa di più, facitore, cioè ha cercato di estendere questo suo desiderio chiedendo offerte perché Telepace potesse diventare veramente la TV mondiale. Che lo chiamavano il Padre Pio della Romagna, giusto? Padre Pio della Romagna perché? Perché quando qualcuno dall'Alta Italia scendeva al Gargano, dove c'era Padre Pio chiedeva: da dove venite? Veniamo da voi, andate da padre Guglielmo, gridando come faceva lui, con quel tono, no? Andate da lui, andate da lui. Cioè c'era questa comunione di spiriti, c'era questa fiducia vicendevole, e padre Guglielmo sempre con la testa bassa, sempre lì che ascoltava e che usciva, perché dopo un po' di tempo ho sentito con le mie orecchie, ma non una volta, 10, 100 volte, taci, 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 perché lui diceva sempre così, taci, taci, io sono caccarella di topo, caccarella di topo. Eppure questo uomo umile ha fatto tanto. E sono questi santi che sconvolgono e che cambiano il mondo. C'è un momento particolare, lei prima lo accennava, quando padre Guglielmo chiude il suo percorso terreno e la sera prima di morire scrive una lettera e la scrive a lei. Ci racconti? Andiamo subito a quel 14 dicembre 1999. Mancavano pochi giorni all'apertura della Porta Santa per il grande giubileo del 2000. E quella mattina io mi trovavo a Roma. Se ricordo bene era martedì e io di solito partivo a mezzanotte del lunedì col treno, arrivavo la mattina e arrivo nello studio. C'era soltanto uno degli operatori che era quello che curava la messa in onda di notte, perché c'era la messa in onda di giorno e di notte, e a turno c'era chi girava e viene nello studio, bussa alla porta e dice: guardi, la chiamano al telefono, una cosa urgente. Mi ricordo erano le 7 del mattino. Allora io prendo il telefono e mi viene detto che padre Guglielmo è morto. Io sono rimasto, dico: ma come è morto? Ma l'ho sentito ieri, perché lui quasi tutte le sere mi chiamava, quasi tutte le sere, e non mi chiamava alle 7, alle 8 della sera, mi chiamava alle 10, 10 e mezzo, qualche volta anche verso mezzanotte. Ma dico: guardate che vi sbagliate. No, dice, è morto e coloro
che gli sono vicini e mi fa il nome di Giuliana. Giuliana era colei che con tanta umiltà era mamma di tre figli e gli era vicina. E quando lui aveva bisogno di fare qualcosa, magari anche di scrivere qualcosa, chiamava lei. E allora io parlo con Giuliana. Giuliana dice: guardi Don Guido, purtroppo è morto mentre confessava, era nel confessionale e si è sentito male, è stato portato fuori e mi ha raccontato. Però dice: stia attento, guardi che noi gli abbiamo mandato ieri sera, potrei dire questa notte, una lettera che lui ci ha dettato. Tanto è vero che mia figlia, perché era andata con la figlia, che lei ha dato scritta, ha detto: padre, va bene, la mandiamo domani mattina. No, domani mattina è tardi, dovete mandarla questa sera. Provi a sentire, perché l'abbiamo mandata a Verona. Allora chiamo a Verona, sì, è arrivato sul fax questa lettera e guardando l'orario c'era l'ora nella quale il fax era stato fatto, 21:45. Una lettera che è un testamento, una lettera che per me è motivo di grande conforto anche quando siamo nella necessità. Perché? Perché nel frattempo padre Guglielmo era diventato uno dei più forti promotori di Telepace e, data la sua fama di santità, era anche diventato il confessore di alcuni signori, di alcune signore. Io ricordo la signora Idina, per esempio, la moglie di Raoul Gardin, e quando è morto, che si è tolto la vita, il marito, padre Guglielmo è corso subito a confortare la moglie, della quale era padre spirituale. Per cui tantissime persone andavano a padre Guglielmo e dicevano: padre Guglielmo, le mettiamo nelle mani questa somma per i poveri, per Telepace, perché lui, io ho decine e decine di lettere di padre Guglielmo, dove chiede, dove domanda, dove parla della TV mondiale, eccetera. Il testamento di padre Guglielmo è importante per noi e noi in questo periodo l'abbiamo riletto, lei sicuramente l'ha ripensato, perché ancora una volta invoca, intanto per noi che facciamo Telepace, maggiore convinzione, e agli altri, alla gente che guarda, la generosità nell'aiutare. In quel testamento ci sono delle parole scritte, sì, alcune sottolineate, ma ci sono delle parole scritte, si dice in termini in grassetto, cioè, ecco, a un certo momento lui dice: Don Guido, guarda che ti dico queste cose, non perché tu affoghi, ma perché tu voli. Ecco, io prendo quelle parole non soltanto come un augurio, ma anche come un messaggio, quasi che dicesse padre Guglielmo: non aver paura. Sì, qualcuno forse non ti capisce, ti critica, ma non prendere paura. Ascolta il grido dei poveri che chiedono luce, chiedono conforto, chiedono di essere anche aiutati. Ascolta questo grido. In questa trasmissione
noi vogliamo ricordare quelli che sono i nostri benefattori, i benefattori di Telepace, di Radio Pace prima e di Telepace. A Padre Guglielmo, che se ce l'avessimo davanti, che cosa potremmo dire? Che cosa lei le direbbe? Ma io a Padre Guglielmo direi: senti Padre Guglielmo, ti ricordi quel 30 luglio 1997, spero di essere giusto con le date, quando tu al mattino, io ero a Roma, mi chiamasti e mi dicesti: guarda che questa sera quando torni devi fermarti a Bologna. Ma padre, io vengo alla sera tardi. No, devi venire prima, perché con me devi venire a Forlì per firmare presso il notaio un dono che viene fatto a Telepace di Roma. Pensa un pochino, pensa che sono una trentina di ripetitori, ma pensa quanti miliardini, perché lui usava quel termine, i miliardini. Dico, scusi un poco, no, dice, il notaio è già preparato, sa che tu arrivi da Roma, noi veniamo a prenderti, c'è un signore che viene con me, è lui che mi accompagna e accompagnerà anche te, andremo dal notaio, tu dovrai firmare e accettare questo dono. Ma dico, ma scusi, ma guardi che noi viviamo la giornata, tutto pagato, tutto a posto, 600 milioni. Poi siamo tornati perché io dovevo venire a Verona. E tu mi accompagnasti alla stazione di Bologna, perché io da lì riprendevo il treno che arrivava a mezzanotte a Verona. Siamo arrivati che c'era quasi buio, ma c'era una folla di gente lì in stazione, lì fuori. E tu dicesti a me: fa strada, mettiti davanti tu, apri un pochino, che allora la gente, tu puoi dire una parola, io sono dietro, mi attacco a te, dice, io vengo. Va bene, dico padre, io allora incomincio, scusate un momento, eccetera, e sento dietro una voce di una ragazza: padre, padre, padre. Io dico, mi giro. No, lei dice, questo dalla barba, padre. E padre Guglielmo si gira anche lui. Che luce, che luce. Ecco, io quella sera penso di essere stato testimone, senza vedere però, sentendo, di un fatto straordinario. Perché quella ragazza continuava: che luce, taci, taci, taci. Ed è stato lì che per 4 o 5 volte avrà ripetuto: taci che io sono caccarella di topo, taci, 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 ma che luce, e faceva per prendere la barba. Allora, chiudiamo questi ricordi di Padre Guglielmo sicuramente dicendo grazie a Padre Guglielmo per quello che ha fatto, ma anche un grazie per quello che continua a fare. Allora, siamo partiti ricordando che da pochi giorni Padre Guglielmo è venerabile. Credo che sia opportuno ricordare a tutti che per la Madre Chiesa la venerabilità vuol dire santità. Cioè tutti i processi che si dovevano fare sugli scritti, sono stati fatti. D'ora in poi la Chiesa chiede solo che ci sia un miracolo per la beatificazione.
Miracolo che il Papa potrebbe dire: non ho bisogno del miracolo, io lo faccio beato ugualmente, perché questo è un santo. La nostra televisione annuncia il Vangelo di Cristo a tutte le famiglie, per ogni persona della terra. Imploriamo la Divina Provvidenza, per intercessione di Maria Santissima, l'intervento determinante di qualche persona molto generosa. Io però penso che questo miracolo il Signore lo voglia fare nel bimillenario della redenzione proprio attraverso il contributo generoso di quanti sono e diventeranno innamorati di Telepace. Con questo ricordo, con questa presenza anche di Padre Guglielmo nel nostro cuore e nella nostra storia, andiamo a chiudere questo primo appuntamento delle radici di Telepace. Grazie a tutti per averci seguito e noi ci vediamo la prossima settimana. Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace. Fratelli e sorelle, do il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo. Vi ringrazio per il lavoro che avete fatto e state facendo in questo tempo, che per la Chiesa è essenzialmente un tempo di grazia. Nel discorso della montagna, Gesù ha proclamato: beati gli operatori di pace. Si tratta di una beatitudine che ci sfida tutti e che vi riguarda da vicino, chiamando ciascuno all'impegno di portare avanti una comunicazione diversa, che non ricerca il consenso a tutti i costi, non si riveste di parole aggressive, non sposa il modello della competizione, non separa mai la ricerca della verità dall'amore con cui umilmente dobbiamo cercarla. La pace comincia da ognuno di noi, dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri. E in questo senso il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza. Dobbiamo dire no alla guerra delle parole, delle immagini. Dobbiamo respingere il paradigma della guerra. Permettetemi allora di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato a raccontare la verità. E con queste parole anche chiedere la liberazione di questi giornalisti incarcerati. La Chiesa riconosce in questi testimoni, penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita, il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere. La sofferenza di questi giornalisti
La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa. Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità. Voi siete stati a Roma in queste settimane per raccontare la Chiesa, la sua varietà e insieme la sua unità. Avete accompagnato i riti della Settimana Santa, avete poi raccontato il dolore per la morte di Papa Francesco, avvenuta però nella luce della Pasqua. Quella stessa fede pasquale ci ha introdotti nello spirito del conclave che vi ha visti particolarmente impegnati in giornate faticose. E anche in questa occasione siete riusciti a narrare la bellezza dell'amore di Cristo che ci unisce tutti e ci fa essere un unico popolo guidato dal buon pastore. Viviamo tempi difficili da percorrere e da raccontare, che rappresentano una sfida per tutti noi e che non dobbiamo fuggire. Al contrario, essi chiedono a ciascuno, nei nostri diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità. La Chiesa deve accettare la sfida del tempo e allo stesso modo non possono esistere una comunicazione, un giornalismo fuori dal tempo e dalla storia. Come ci ricorda Sant'Agostino che diceva: viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Grazie dunque di Grazie dunque di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi e dai luoghi comuni attraverso i quali leggiamo spesso la vita cristiana e la stessa vita della Chiesa. Grazie perché siete riusciti a cogliere l'essenziale di quel che siamo e a trasmetterlo con ogni mezzo al mondo intero. Oggi una delle sfide più importanti è quella di promuovere una comunicazione capace di farci uscire dalla torre di Babele, in cui talvolta ci troviamo, dalla confusione di linguaggi senza amore, spesso ideologici o faziosi. Perciò il vostro servizio, con le parole che usate, lo stile che adottate, è importante. La comunicazione infatti non è solo trasmissione di informazione, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto. E guardando all'evoluzione tecnologica, questa missione diventa ancora più necessaria. Penso in particolare all'intelligenza artificiale col suo potenziale immenso, che richiede però responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l'umanità. E questa responsabilità riguarda tutti in proporzione all'età e ai ruoli sociali. Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci meglio. Abbiamo vissuto, possiamo dire insieme, giorni davvero speciali. Li avete condivisi con ogni mezzo di comunicazione, la televisione, la radio, il web, i social. Vorrei tanto che ognuno di noi potesse dire di essi che ci hanno svelato un pizzico del mistero della nostra umanità e che ci hanno lasciato un desiderio di amore e di pace. Per questo ripeto a voi oggi l'invito
fatto da Papa Francesco nel suo ultimo messaggio per la prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Purifichiamola dall'aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra. Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace. Grazie a tutti voi, che Dio vi benedica. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Dio che dichiara luce, tessi la trama al giorno, accogli il nostro canto nella quiete del vespro. Ecco il sole scompare all'estremo orizzonte, scende l'ombra e il silenzio sulle fatiche umane. Non si offuschi la mente nella notte del mare, ma rispecchi serena
Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto. Non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia. Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti. Sazierò di pane i suoi poveri. Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti. Esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome. Perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, Di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e a quanti temono il tuo
davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite, voi che abitate in essi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome. Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario, rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento. Ci sazi con miele dalla roccia. Con fiore di frumento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento. Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. A Cristo, buon pastore, aiuto, guida e conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci. Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa. Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci. Tu che hai affidato al nostro Papa la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica. Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci. Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace. Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci. Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria. Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci. A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna. Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci. E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Accogli, Signore, al tramonto di questo giorno il nostro umile ringraziamento e nella tua misericordia dimentica le colpe da noi commesse per la fragilità della condizione umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Al termine del giorno, preghiamo insieme e ringraziamo il Signore con la recita della Compieta. Tutti i giorni, alle ore 23, su Telepace.
Il Signore Gesù, luce del mondo, è la nostra speranza. Le tenebre sembrano crescere intorno a noi, guerre senza fine, cuori induriti dall'odio, fratelli divisi da ingiustizie, popoli spezzati dalla violenza. In questo rosario, coi misteri luminosi, meditiamo i segni della sua luce e gli affidiamo il nostro grido: dona al mondo la tua pace. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Primo mistero luminoso: il battesimo di Gesù nel Giordano. Giovanni diceva a Gesù: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Signore, immergi nella tua misericordia i popoli oppressi e le vittime della guerra. Fa riscoprire a ogni uomo la dignità di figlio di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, dona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel secondo mistero luminoso, il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Fu invitato alle nozze a Cana di Galilea Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai discepoli: qualsiasi cosa vi dica, fatela. O Maria, intercedi per le famiglie lacerate dalla violenza, fa rifiorire l'amore là dove regna la divisione e il rancore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.